faceva parte di un compressorio che si chiama Valgrande e nel 1925 l'azienda fu acquisita dall'ingegner Corsi, che era il nonno di mia nonna Emma Gallman. Pertanto da Valle di Caccia e Pesca fu trasformata in una azienda orientata alla produzione di cereali e zootecnia. Io saltavo in mezzo al grano turco che si trovava nei magazzini. Ogni tanto mio papà mi portava a seguire qualche attività. Ovviamente da ragazzino era più posto di divertimento piuttosto che di lavoro. Mio padre non voleva che io venissi a lavorare qua, perché ai suoi tempi era un periodo di declino dell'agricoltura. Io avevo fatto una strada totalmente diversa, sono ingegnere ambientale, ero andato a lavorare in una società che produceva pneumatici all'estero in Germania, e invece dopo è cambiato tutto. La mancanza di mio padre è stata una cosa repentina che all'età di 27 anni mi ha fatto anche dover prendere delle decisioni. Al giorno d'oggi vedo un gran futuro, perché, e parlo degli ultimi 5 anni, sto vedendo delle cose che non mi sarei mai aspettato. Per 20 anni non abbiamo mai fatto una domanda di fondi, mentre negli ultimi anni di base sono usciti dei finanziamenti, delle opportunità incredibili su diciamo la risorsa principe nell'agricoltura, che è l'acqua. Pertanto ho deciso di adattare e cambiare l'azienda per dare grande spazio a questi sistemi di irrigazione di base di due tipi. Uno dei sistemi di irrigazione stile pivot lineari che vanno su delle aree definite a priori, e dei sistemi invece più flessibili stile rotolone che vanno a fare le zone confinanti dell'azienda. Noi copriamo sotto irrigazione circa il 95% dell'azienda, che è una cosa inimmaginabile, cioè è veramente un sogno. Io penso che le cose che ho portato e sto cercando di portare sono un orientamento sicuramente a degli investimenti, ma investimenti più in capitale umano che in macchinari. Noi imprenditori agricoli dovremmo valorizzare di più le persone. Oggi siamo in un mondo di alta tecnologia, meccanizzazione, per cui i numeri sono magari dei numeri un po' ridotti rispetto ovviamente all'agricoltura del 1950, ma il grado di specializzazione richiesto è molto superiore, perché a queste persone richiediamo di azionare sistemi di irrigazione gestiti con lo smartphone, trattori geolocalizzati e guidati da sistemi satellitari, e pertanto serve del personale che sia sempre più qualificato. Per me il PSR Veneto è stata la leva per l'innovazione a supporto del cervello, perché l'innovazione è importante, ma poi le persone devono saperla usare quell'innovazione in modo efficace ed efficiente.